Ben ritrovati cari ascoltatori, è il momento di fare il punto insieme al Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Buongiorno Governatore, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. E partiamo subito, visto che siamo ad ottobre, con quella che è stata la stagione estiva, stagione che ha regalato veramente numeri sorprendenti, che ha pagato di un lungo lavoro, soprattutto dopo un periodo complesso come è il post pandemia. Siete soddisfatti, Presidente? Beh, sicuramente sono numeri che non ci aspettavamo di queste dimensioni, perché se è vero che il 2020 e il 2021 sono stati anni estremamente difficili appunto per la pandemia, e comunque devo dire che il comparto turistico, in particolar modo quello estivo, ha tenuto rispetto a delle aspettative che sarebbero state disastrose secondo le attese. Nel 2022 in realtà c'è stato un incremento importantissimo che ha superato addirittura l'anno dei record del 2019. Malgrado il 2022 subisca ancora gli effetti della pandemia, quindi questo aumento, che di fatto diventa l'anno di maggior successo come attrattività turistica della regione, non ci può ovviamente che rendere soddisfatti, ma anche far guardare con un cauto ottimismo il futuro, sapendo che dobbiamo costruire ancora molto, ma partendo da delle basi solide. Considerando che era anche un anno, è una stagione iniziata in modo un po' complesso, visto la situazione internazionale, direi che si può essere soddisfatti ed è un dettaglio che vale per l'intera regione. Sì, devo dire che abbiamo avuto numeri positivi sia per quanto riguarda le città d'arte, sia per quanto riguarda il classico turismo balneare estivo, ma sia anche per quanto riguarda la montagna. Ovviamente poi c'è una differenziazione fra territorio e territorio, ma nel complesso un grande risultato che oltretutto dà le previsioni di settembre, per le quali non abbiamo ancora i dati definitivi perché stiamo aspettando le comunicazioni da parte degli operatori, ma già oggi possiamo dire che anche settembre riesce a tenere dei numeri molto alti, con percentuali addirittura di crescita a doppia cifra rispetto al 2019. Questo vuol dire che stiamo riuscendo anche a destagionalizzare e quindi ad avere un maggiore arco temporale nella quale l'attività turistica può svolgere al meglio il suo lavoro. Tra l'altro, insomma, Presidente, sono dati che vi danno soddisfazione, ma che vi fanno mettere anche subito al lavoro proprio per ottenere una stagione soddisfacente già l'anno prossimo, guardando l'estate. Sì, si stanno già organizzando ovviamente la stagione dei grandi eventi, penso ai numeri importanti che abbiamo ottenuto quest'estate grazie anche a concerti di rilevanza nazionale e internazionale. Stiamo lavorando per rinforzare anche i grandi eventi storici come Barcolana, come Friuli Doc, come Gusti di Frontiera, come Pordenone Legge. Oltretutto con anche in questo caso dati incoraggianti, perché ad ogni euro speso per queste grandi manifestazioni storiche c'è un ritorno sul territorio di 7 euro, quindi 7 volte tanto rispetto a quanto si investe. Una grande opportunità economica per il nostro territorio. Dati importanti per il turismo che trascina naturalmente anche gli altri settori come il commercio. Pensiamo in un momento anche così complesso in cui il caro energia diventa un problema per tutti e tanti sono infatti le famiglie o le aziende in difficoltà e quindi la Regione ha deciso di mettere proprio in campo delle risposte concrete per essere al fianco di famiglie e di cittadini con i 100 milioni stanziati per l'ecobonus. Sappiamo che il Friuli Venezia Giulia è così la prima regione d'Italia a intervenire. Di cosa si tratta? Questa è una misura specifica per le famiglie, quindi per i privati, dove abbiamo messo una quantità di risorse enorme, 100 milioni di euro, per andare ad integrare le detrazioni che già esistono a livello nazionale sull'impianto per esempio di pannelli fotovoltaici o di accumulatori, quindi cercare di andare verso un autoapprovvigionamento energetico per le famiglie che oggi pagano bollette esorbitanti. Questo permetterà appunto, se abbinata alle detrazioni nazionali, di arrivare di fatto ad azzerare i costi dell'impianto stesso e quindi un aiuto e un vantaggio economico immediato per i cittadini. La norma verrà scritta il prossimo anno, oggi mettiamo le risorse all'inizio del prossimo anno perché dobbiamo aspettare come verrà strutturata la legge di bilancio nazionale, quindi da Roma, per quanto riguarda tutto il comparto delle detrazioni e dei bonus, perché ovviamente non vogliamo sovrapporci ma abbinarci, così da dare il maggior vantaggio possibile ai cittadini di questa regione. È un vantaggio importante che riguarda i cittadini, ma prima abbiamo accennato naturalmente anche alle aziende e ci sono anche a questo proposito proprio i ristori energia per le piccole aziende che sono stati messi a disposizione dall'amministrazione regionale e si tratta di 40 milioni di euro. L'obiettivo è proprio quello di sostenere concretamente le imprese in questo momento veramente particolare e complesso,
Misura studiata tra l'altro nei minimi dettagli, che prevede anche una somma stanziata calcolata sulla base degli aventi il diritto, quindi le cifre a disposizione riusciranno a soddisfare tutte le richieste in entrata e le domande, insomma, hanno tempo per essere presentate fino al 28 ottobre. Sì, sono delle risorse che abbiamo messo a disposizione nell'assestamento di luglio. È stato preparato il regolamento, adesso sono aperte le domande per questi ristori che riusciranno a dare un contributo, capiamo bene, non esaustivo rispetto ai rincari, ma alle piccole e medie aziende. Anche in questo caso siamo l'unica regione d'Italia che ha messo così tante risorse e poi per una misura chiaramente emergenziale, ma che perlomeno possa contribuire a dei costi che sono diventati insostenibili. A questo si abbinano altre misure, come per esempio le risorse che abbiamo messo per le imprese, e c'è un bando anche su questo per quanto riguarda l'installazione anche in questo caso di fonti di energia alternativa, e poi le risorse che abbiamo messo a disposizione delle linee di credito per le aziende che hanno bisogno ovviamente di liquidità proprio per andare a sopperire i rincari. Quindi un insieme di misure dal privato alle imprese che riescono, per quanto è possibile, a creare un effetto tampone rispetto a una situazione drammatica che mi auguro a livello europeo, a livello nazionale, sia affrontata in modo strutturale il prima possibile. Tra l'altro la Regione continuerà insomma anche a mettere in campo delle misure alla salvaguardia delle attività del nostro territorio così preziose, quindi continueremo a tenerle anche aggiornate. Chiudiamo tornando al turismo, abbiamo parlato della stagione estiva, ma ormai manca poco alla partenza anche di quella invernale, i nostri impianti sciistici, anche per questi potrebbe essere un bel inverno. Quali sono le premesse, come ci stiamo preparando? No, siamo ottimisti perché devo dire che anche lo scorso inverno abbiamo avuto un ottimo richiamo, malgrado appunto il periodo decisamente più difficile rispetto a quello che stiamo vivendo quest'anno. La cosa che voglio dire subito è dare la garanzia che gli impianti saranno aperti, malgrado rincaro energia. Promoturismo ha già siglato i contratti necessari per la fornitura elettrica e questo è fondamentale perché sono impianti energivori, soprattutto quando c'è da sparare la neve inizio stagione, e ci siamo organizzati affinché la stagione appunto possa essere normale e quindi ogni cittadino che vuole passare qualche giorno di vacanza sulle nostre piste da sci potrà farlo. A questo ovviamente va ricordato che l'attuale amministrazione regionale ha messo a disposizione moltissime risorse per il nuovo demanio sciabile e nuovi impianti di risalita. Ovviamente sono investimenti anche questi milionari che hanno bisogno di qualche anno perché possano essere messi a terra, però abbiamo sempre cercato di ragionare nel medio-lungo periodo, non ragionare semplicemente con una politica del giorno dopo, ma guardare cosa può succedere negli anni successivi, e per questo abbiamo deciso di sviluppare moltissimo il turismo della montagna. Non a caso abbiamo messo poi a disposizione le risorse anche per l'ammodernamento degli impianti, delle strutture ricettive, soprattutto della montagna, anche per farli salire di qualità. Da 4 stelle in poi diamo un contributo particolare, oltre a tutti gli altri bandi che esistono per tutto il territorio regionale per l'ammodernamento delle strutture ricettive e anche la creazione e l'ampliamento dei servizi ad esse dedicate. Penso a tutta la parte benessere, che sicuramente rappresentano un tassello importante per il turismo di montagna. Benissimo, allora siamo pronti, Presidente, anche per l'inverno qui in Friuli Venezia Giulia. Voi continuate a seguirci anche nei nostri aggiornamenti, vi auguriamo buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro a voi. Avete ascoltato Punto Regione, gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia.